Il presidente dell'autorità del sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, Pino Musolino, ha scritto ai porti europei invitando i colleghi a incontrarsi a Venezia per discutere l'impianto economico-ambientale dell'industria crocieristica e per definire le linee guida che consentano di adottare un nuovo approccio sostenibile al turismo marittimo. Risposte positive sono già pervenute dagli scali di Palma de Mallorca, Marsiglia e Barcellona e altre sono attese nei prossimi giorni. A breve verrà anche fissata una data per un seminario su questi temi da ospitarsi in Laguna. Ho scritto a tutte le città europee, dice Musolino, che condividono con Venezia l'esperienza del turismo crocieristico e che si trovano nella situazione di dover bilanciare lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale, il rilancio dell'occupazione con il mantenimento di una sana relazione con i territori di riferimento. Credo sia utile, prosegue, unire le forze e le idee per definire delle linee guida per la crocieristica europea del futuro e anche per sostenere presso le compagnie armatrici la necessità di varare navigli compatibili con le nostre strutture. Perché, citando il grande Einstein, prosegue Musolino, follia è fare ogni giorno la stessa cosa e aspettarsi un risultato diverso. Vi sono momenti nei quali è necessario analizzare quanto è stato fatto e chiedersi se si poteva cambiare qualcosa, conclude.